Buongiorno e ben ritrovati, eccoci in diretta da studio in questa domenica 9 luglio, prima edizione di Antenna 3. Anche oggi vi faremo compagnia con il nostro spazio informativo fino alle 13:30. Una domenica che purtroppo si apre ancora una volta con un gravissimo incidente sulle nostre strade e, come capita purtroppo troppo frequentemente durante l'estate, andiamo a Jesolo, perché questa mattina, ecco qua la prima pagina, il sito, l'home page del Gazzettino, c'è stato un tragico frontale all'alba in via Piave Nuovo a Jesolo con un bilancio gravissimo. Due giovani ventenni hanno perso la vita sul colpo. Di fatto erano a bordo di una Toyota Yaris, la vedete, ecco, nella foto la macchina al di là della prima che percepite, distrutta di fatto in questa carambola, e un 38enne di Eraclea che era al volante dell'altra vettura che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale in gravi condizioni. Il dramma, come detto, all'alba, alle 5:45 di questa mattina. A perdere la vita questi due ragazzi: Tommaso Cattai, 22 anni, di Musile di Piave; Mattia Pavanetto, 24 anni, di San Donà di Piave. La dinamica è al vaglio in questo momento dei carabinieri. Si è presentata davanti ai soccorritori una scena ovviamente terribile. Le due auto l'avete viste una contro l'altra in un impatto estremamente violento. La dinamica è quella appunto di un incidente frontale, ma le responsabilità naturalmente saranno accertate dagli inquirenti. Un groviglio di lamiere con entrambe le macchine, lo vedete, che non sono precipitate dall'argine ma sono rimaste in carreggiata. Però per i due ventenni, i due ragazzi, i due amici, non c'è stato nulla da fare. Ci collegheremo tra non molto con il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Jesolo che registra per l'ennesima volta purtroppo sulle proprie strade un incidente molto grave. Queste sono le immagini che ci ha mandato la nostra Edi Caliman, che è sul posto, e vi aggiorneremo naturalmente via via su questa vicenda. La Marca trevigiana ha registrato un incidente se non grave, estremamente rocambolesco ieri alle 18:40 in via San Daniele a San Zenone degli Ezzelini. Vedete qui l'immagine dell'auto ribaltata, finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente, che è rimasto ferito. I pompieri sono arrivati dal distaccamento volontario di Asolo e hanno messo in sicurezza l'auto. Utilizzando le cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto l'uomo alla guida, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118. È stato stabilizzato dai sanitari ed è trasportato in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza. Ieri sera fino a tardi erano ancora in corso, naturalmente, sulla scena che ha fatto da sfondo a questo incidente, con, vedete, i mezzi da recuperare e diversi detriti sull'asfalto. Questo a San Zenone ieri sera. È un fine settimana naturalmente questo delicato dal punto di vista del traffico. Eccolo qua, ma vedo collegato in diretta il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Buongiorno sindaco e grazie per la sua disponibilità anche se è domenica. Buongiorno, grazie a voi. Abbiamo visto che sui social ha subito comunicato questo incidente attraverso un post, e purtroppo per il vostro territorio è l'ennesimo sinistro grave. Sì, purtroppo ci siamo svegliati questa mattina con questa brutta notizia. A dire il vero, quest'anno è il primo di questi incidenti che interessano direttamente il territorio di Jesolo. C'erano stati alcuni incidenti che hanno interessato persone che a vario titolo venivano per vacanza o per lavoro nella nostra città, al di fuori dei nostri confini. Questa mattina appunto è arrivata questa notizia tragica, perché coinvolge due giovanissimi. Purtroppo poco fa ho ricevuto la notizia che in qualche maniera tocca anche la comunità iesolana, perché purtroppo uno dei due ragazzi, benché abitasse a Musile,
era figlio di un noto operatore della nostra zona e quindi siamo ulteriormente scossi e devo dire che purtroppo c'è poco da dire di fronte a queste notizie se non in questo primo momento stringerci vicino alle famiglie. Ecco, Sindaco, che idea si è fatto su quello che è successo? Che strada è quella? Ma via Piave Nuovo è una strada arginale, stretta, diciamo che, storicamente non ha avuto grandi incidenti mortali, o gravissimi, ecco. Quindi, diciamo così, è diverso rispetto a via Adriatico, quella alla porta d'ingresso a Jesolo, dove purtroppo, spesso, anche esattamente qualche anno fa in questi giorni, purtroppo, aveva registrato la morte di 4 ragazzi sempre di Musile di Piave. E tra l'altro ho già sentito la sindaca, la collega Silvia Susanna, alla quale ho manifestato la mia vicinanza come sindaco di Jesolo. Purtroppo sulla dinamica non mi esprimo molto, sono intervenuti i carabinieri e di supporto alla polizia locale, ho qualche informazione, però preferisco lasciare ai carabinieri poi dare le informazioni esatte, anche se purtroppo al primo momento sembra sia una tragica fatalità, ecco. Una tragica fatalità, quindi non dovuta a comportamenti scorretti, dice Sindaco. Era un orario anche un po' particolare, magari quello di rientro dalle discoteche, può essere stato magari un colpo di sonno che lei si sia fatto quest'idea. No, preferisco non spingermi su questo, ecco. L'unica cosa che posso dire è che da parte nostra c'è massima attenzione rispetto al tema degli incidenti stradali. Noi quest'anno come amministrazione, dopo la pausa del Covid, abbiamo ricominciato l'educazione stradale all'interno delle scuole, soprattutto quelle elementari, con la polizia locale. Durante il sabato, come tutta l'estate, abbiamo avviato dei progetti che interessano appunto il controllo. Anche la scorsa notte ci sono stati numerosi controlli sui veicoli, con anche dei ritiri patente per guida in stato d'ebbrezza. Quindi purtroppo, nonostante gli sforzi, vediamo che sembra che queste tragedie non siano facili da eliminare o da limitare. Certamente. Senta, tra l'altro da questo fine settimana ci si aspetta anche un traffico più consistente, ma immagino che da Jesolo ci sia già nei fine settimana un via vai notevole anche di ragazzi per frequentare i locali, al di là dei villeggianti. Sì, assolutamente. Ovviamente più andiamo avanti verso il cuore della stagione, e luglio è uno dei 2 mesi principali in termini di presenze, ovviamente aumentano il numero delle persone. Vi do solamente un dato: ieri a Jesolo, ieri sera, attraverso i dati, che ci sono, diffusi da Team con le celle telefoniche, avevamo a Jesolo quasi 150.000 persone, quindi uno dei giorni più affollati da questo inizio stagione. Quindi buona parte sono pendolari che si muovono anche per raggiungere le discoteche o comunque i luoghi del divertimento, e quindi purtroppo statisticamente aumenta il rischio di questi incidenti. Ecco, noi non possiamo che continuare a invitare i ragazzi. Adesso ovviamente non c'entra, o non so se c'entri con la dinamica di questo incidente specifico, però il messaggio, utilizzo anche questo strumento, è sempre quello di prestare massima attenzione. Se non ce la si sente di guidare perché magari si è anche stanchi, non serve aver bevuto o aver diciamo, avuto altri comportamenti, ci si può fermare, non serve mettersi alla guida subito, non serve avere fretta. Come sempre, se qualcuno vuole bere, è importante che ci sia almeno una persona che se la sente di guidare il veicolo. È importante. Il messaggio è che anche l'auto purtroppo può essere uno strumento di morte per sé e per gli altri, quindi veramente massima attenzione. Questo è il messaggio che mi sento di dire a tutti, giovani e meno giovani. Certamente. Sindaco, io la ringrazio molto per questo suo contributo, grazie per questo collegamento e naturalmente ci uniamo, insomma, al cordoglio che lei ha espresso per queste 2 ennesime vittime della strada. Grazie e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie al sindaco Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, dove si è verificato purtroppo l'ennesimo mortale della strada. Tra l'altro, appunto, lo dicevamo, giornate particolari queste, primo fine settimana da bollino rosso, traffico sia ieri che nella giornata di oggi sulle principali arterie, con la situazione della Treviso Mare particolarmente attenzionata sulla A4, questo anche naturalmente dopo
dopo la strage di cui parleremo tra poco di Santo Stefano di Cadore. La Marca trevigiana registra tra l'altro un triste primato per quanto riguarda gli investimenti mortali, quindi le vittime, i pedoni sulla strada. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo preparato. Sono 85 i pedoni falciati uccisi sulle strade della Marca in meno di 10 anni, quasi il 16% di tutti i sinistri mortali, un dato che pone il territorio al primo posto a livello nazionale, come rilevato dal centro di monitoraggio della provincia e dalla Polstrada, maglia nera senza se e senza ma, quella degli investimenti fatali, se si pensa che il numero trevigiano è 3-4 volte superiore alla media italiana, con picchi fino a 12-13 vittime all'anno. Dopo la strage di Santo Stefano di Cadore, con la famiglia veneziana distrutta dall'autocondotta da una 32enne tedesca, la questione diventa centrale in un'estate che è già di massima allerta, con il primo weekend da bollino rosso. Per quanto riguarda il Veneto, sicuramente la zona dei laghi e la tratta che porta al mare ed in Slovenia e in Croazia, mentre sulla viabilità ordinaria cito la strada regionale 89, la Treviso Mare, ma anche le altre. Già la Treviso Mare, che resta sorvegliata speciale, teatro poco meno di un mese fa di una strage costata la vita a 3 persone all'altezza di Roncade. Qui il rischio, spiega sempre la Polstrada, si moltiplica all'alba. E c'è poi il tratto maledetto della 4, tra i coni di bottiglia c'è il nodo di Cessalto, a monitorare i pesanti flussi anche il sindaco. Che in questo punto, come ricordo sempre, c'è quella strettoia che porta dalle 3 corsie alle 2 corsie, unisce ancora di più il rischio di un possibile incidente. In più ci sono tutte le attività dovute all'allargamento della corsia, alla ricostruzione dei ponti, che anche fuori ci stanno creando delle difficoltà. Dispiegamento massiccio per la Polstrada. Sul campo, assicurano dalla centrale operativa, ci sono ora più uomini. È stato previsto un piano di potenziamento delle pattuglie sia sulla viabilità autostradale che sulla viabilità ordinaria. Abbiamo l'impiego di pattuglie motomontate per avere un intervento ancora più agevole. Abbiamo anche pattuglie che sono dedicate ad servizi specifici, come può essere il contrasto degli eccessi di velocità e quindi l'utilizzo delle apparecchiature speciali in uso alla polizia stradale, ma anche pattuglie in borghese per rendere più sicure le strade, le aree di servizio. A fare la differenza però restano soprattutto gli atteggiamenti. A ribadirlo è anche Alain Fragasso, papà di Jessica, uccisa a gennaio 2022 sulla 28 con la cugina Sara, travolte dall'auto di un bulgaro. Bene la riforma del codice della strada, dice Fragasso, che lancia un messaggio. L'unica cosa che posso dire è che bisogna essere concentrati alla guida, cercare di non essere incoscienti e non correre. Finché non succede alle persone, finché non ti succede a te, non capirai mai. Quindi bisogna andare piano, piano, piano. Questo l'appello, e purtroppo, visti i fatti di cronaca, ci rendiamo conto di quanto sia importante continuare a battere sulla prevenzione, sulla prudenza in strada. E poi c'è chi invece non si fa remora di circolare con una patente falsa. È capitato a Carmignano per un 26enne che è stato scoperto durante un controllo dai carabinieri. Finisce nei guai a 26 anni e rimedia una denuncia. È accaduto a Carmignano di Brenta, dove i carabinieri avevano organizzato un posto di controllo lungo una delle strade più trafficate della zona. Tra gli automobilisti fermati anche un 26enne originario del Burkina Faso, al quale vengono controllati i documenti. Lui però esibisce una patente di guida che insospettisce i militari, che approfondiscono. Emerge così che la patente italiana è falsa, contraffatta, insomma irregolare. Il documento viene sequestrato dai carabinieri e l'uomo rimedia una denuncia all'autorità giudiziaria di Padova per falsità materiale e uso di atto falso. Ora andiamo a Santo Stefano di Cadore, invece. Apriamo questa pagina sulla strage che è costata la vita a una famiglia di fatto, papà, figlioletto e nonna del piccolo. Ve le stiamo parlando da giorni. Allora c'è il video acquisito dai carabinieri con la corsa ad alta velocità dell'Audi condotta dalla 32enne tedesca, che è stata poi arrestata per l'investimento. Si sente anche il rumore dello schianto che è costato la vita alle 3 vittime.
Il rumore che anticipa il passaggio dell'Audi ad alta velocità, qualche istante dopo lo schianto e le urla di vittime e testimoni. Nel filmato registrato da una telecamera di sorveglianza gli istanti della strage di via Udine. Dopo che l'auto sfreccia in centro a Santo Stefano di fronte all'occhio elettronico, trascorrono 3-4 secondi, quelli che separano la vita dalla morte. Al volante c'è la 32enne tedesca Angelica Utter. A terra rimangono Marco Antoniello, il figlioletto Mattia, 2 anni appena, e la nonna Maria Grazia Zuin. Di professione media designer, residente a Deggendorf in Baviera, poco lontano da Ratisbona, ma di fatto senza alloggio in Italia, visti abiti, cibo e coperte rinvenuti in auto, la giovane donna, stando al video acquisito dai carabinieri di Belluno da un'auto officina del posto, viaggiava ad almeno 70 km/h in un tratto in cui il limite è di 50. Un'elevata velocità, visto il posto, che potrebbe non essere casuale. Si fa strada all'inquietante ipotesi che l'automobilista possa aver investito volontariamente la famiglia di Favaro Veneto. Gli investigatori hanno verbalizzato una testimonianza secondo cui poco prima dell'incidente la donna aveva litigato furiosamente con una persona, poi era salita in macchina ed era ripartita sgommando, cercando forse di riversare la sua rabbia incontrollata su delle vittime innocenti. Anche ai nostri microfoni era stata riferita questa circostanza. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Ad avvalorare l'ipotesi del gesto volontario l'assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'improvvisa sbandata in un tratto rettilineo, come se Marco, Mattia e Maria Grazia siano stati il casuale obiettivo di una volontà di uccidere che potrebbe aggravare l'accusa formulata nei suoi confronti. Accusa, quella di triplice omicidio stradale, che in questo momento non garantisce la possibilità di trattenere in cella la 32enne, non essendo aggravato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Il timore della procura di Belluno è che Angelica, una volta in libertà, possa ritornare in Germania sfuggendo alla giustizia italiana. L'udienza di convalida dell'arresto della 32enne tedesca è fissata per domani davanti al GIP. La donna, tra l'altro, risulterebbe abitare, vivere nell'auto dell'incidente, nell'Audi che avete visto anche in queste immagini, da ottobre addirittura, quindi dei lunghi mesi di girovagare i suoi. Non ci sono aggravanti, ha sottolineato però il suo difensore, che abbiamo sentito a microfono, perché sapete che la donna è risultata negativa ad alcol test e al test per l'uso di stupefacenti, e dunque il difensore dice: chiederemo che venga rimessa in libertà, e questa è una delle paure anche della famiglia. L'abbiamo sentito, oltre che dalla procura, dal servizio. Piange, ci ha detto il legale, non si capacita di come possa essere accaduto. La ragazza è molto provata, ha subito questo che è uno shock, indubbiamente è uno shock, è una disgrazia prima di tutto per la famiglia delle vittime, però anche la ragazza è indubbiamente chiusa nel suo dolore, non si riesce a instaurare un dialogo perché capisce sostanzialmente la gravità di quello che è successo e ha il peso evidentemente di queste 3 vite. Lei riesce a spiegarsi come sia successo, come sia potuto accadere? No, lei ha rimosso, non si ricorda assolutamente nulla, non ha il ricordo di niente di quello che si è verificato, e nel momento in cui le si parla di questo l'unica reazione che ha è mettersi a piangere. Per parlare con lei ho dovuto usufruire di una interprete e conseguenzialmente si è cercato sostanzialmente anche di spiegarle, anche se in questo momento probabilmente il dolore è talmente forte e non capisce neanche, evidentemente non vuole probabilmente neanche capire nulla riguardo al processo, ai meccanismi, a tutte queste situazioni rispetto alle quali lei continua a dire sono in un baratro.
e è come se non riuscisse a vedere evidentemente un futuro o qualsiasi altra cosa. Da parte nostra chiederemo la rimessione in libertà, il fatto che non venga applicata una misura, il fatto che siano venute meno le aggravanti e che conseguenzialmente non ci troviamo in una situazione in cui una persona si sia messa consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza, oppure dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, oppure anche solo per gioco, filmando o qualsiasi altra cosa. Io penso che sia fondamentale e determinante per comprendere la situazione. Poi è chiaro che evidentemente anche gli accertamenti che verranno effettuati da parte delle forze dell'ordine in ordine alla dinamica, a come si è verificata, evidentemente hanno una rilevanza. Fin qui l'avvocato, lo avete sentito, vedremo domani come andrà l'udienza di convalida, l'interrogatorio di garanzia della 32enne. Intanto sono rientrati a Favaro invece i familiari delle vittime dell'incidente di Santo Stefano. Per volontà delle famiglie si terrà verso la metà della settimana un'unica cerimonia, un unico funerale per tutti e tre. Le salme delle 3 vittime innocenti sono sotto sequestro e quindi poi, una volta che ci sarà il via libera da parte della magistratura, verranno prese le decisioni successive. Dovrebbe già avvenire lunedì questo via libera? Sì, in teoria dovrebbe avvenire lunedì, però poi non lo sappiamo di fatto. E poi, una volta che ci sarà appunto l'autorizzazione da parte della magistratura, si procederà con le procedure per i funerali, individuando anche un luogo, perché da quanto appunto abbiamo appreso i familiari pensavano di fare un unico funerale per tutti e tre. Passato lo shock delle ore seguenti l'incidente, il dolore per la tragedia di Santo Stefano di Cadore è forse ancora più forte. Oggi che a Favaro il vuoto incolmabile lasciato da Marco, Maria Grazia e il piccolo Mattia inizia a manifestarsi in tutta la sua drammaticità. La data del funerale, unico per tutte e tre le vittime dell'investimento, non è stata ancora fissata. Presumibilmente il funerale dovrebbe essere celebrato mercoledì o giovedì nella chiesa di Dese. Noi le abbiamo dato una serie di opzioni, oppure perlomeno capire le varie difficoltà nelle varie chiese, quindi dopo saranno loro che decidono qual è la chiesa più adatta secondo loro, e noi di conseguenza ci adatteremo al servizio per poter migliorare, per essere il migliore possibile il servizio della cerimonia, in modo da renderlo più semplice per loro. I familiari sono intanto rientrati ieri sera da Santo Stefano di Cadore. In queste ore attorno alle famiglie Potente e Antoniello si sta stringendo l'intera comunità di Favaro. Giampiero Trabuio, consigliere delegato alla municipalità e molto attivo sia in parrocchia che nell'associazionismo locale, ha manifestato la sua vicinanza a Lucio Potente e Luigi Antoniello, i nonni di Mattia. Lucio l'ho sentito telefonicamente, appunto addolorato moltissimo, proprio poche ore. Lucio ha perso la moglie. Poche ore dopo che è successo. Mentre Antoniello, proprio sono andato ieri sera a casa sua per trovarlo, per capire appunto la situazione, e l'ho visto molto molto abbattuto. La vicinanza sicuramente è quello che a loro serve di più, e il fatto di non pensare troppo ovviamente a questo, perché è un dolore enorme. E un'altra vicenda incredibile davvero per la dinamica è quella costata la vita a un 23enne di Villorba, di cui si sono celebrati ieri pomeriggio i funerali nella chiesa parrocchiale di Fontane. Claudio Mirasci, 23 anni appunto, era a Barcellona alla guida della sua auto e purtroppo non ha avuto scampo. Sentiamo. Fontane si ferma in silenzio a guardare i palloncini bianchi che amici e parenti hanno lasciato liberi nel cielo blu di un caldo pomeriggio di luglio, fatti volare per salutare Claudio Mirasci. Una lamiera che improvvisamente si stacca da un camion e sfonda il parabrezza dell'auto di Claudio, trafiggendolo alla gola. Così è morto lo sfortunato 23enne a Barcellona. Una fine tanto assurda da lasciare sconvolti chi gli voleva bene. Siamo ancora increduli a chiederci il perché. L'unica risposta che ci siamo dati è che Dio ti voleva per sé. Sono le parole che la sorella di Claudio ha pronunciato all'inizio della cerimonia funebre, la vita di un giovane uomo stroncata dalla sorte. Claudio era molto conosciuto a Villorba. Aveva frequentato l'istituto Giorgi di Treviso e, finiti gli studi, ha dedicato la vita al calcio, sua grande passione. Aveva giocato nel Villorba, nel Treviso e nel Chievo, fino a quando un grave infortunio l'aveva costretto ad abbandonare il sogno di una carriera nel mondo del pallone. Non ci sono parole. Il dolore parla più forte a volte e c'è solo il silenzio.
Silenzio di fronte a una giovane vita che amava la vita, amava e ama la sua famiglia. Nel ricordo di Don Roberto anche il riferimento alle origini albanesi del ragazzo. Una comunità, quella albanese, che ha riempito la chiesa di Fontane, che si è stretta al dolore della famiglia e degli amici. C'è bisogno di tessere relazioni, di vivere relazioni profonde. E allora sì, si vive il dolore, ma lo si vive insieme. Si vive la fatica, ma insieme. E quindi continuate a vivere, a manifestare. Questo significa prendersi cura del fratello, prendersi cura di chi in questo momento sta a fianco, di chi è provato dalla vita, affinché si senta sempre sostenuto. La stessa comunità che oggi si è riunita attorno ai familiari e tanti amici di Claudio che l'hanno lasciato andare accompagnandolo con un applauso commosso. E poi l'altro tema, al di là dei comportamenti in strada, è quello della sicurezza delle strade stesse. Abbiamo realizzato su segnalazione proprio di voi telespettatori un servizio da Zero Branco l'altro giorno e continuano ad arrivare alle nostre redazioni, non solo Treviso ma anche del territorio, segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la mancanza appunto di sicurezza sulle strade che magari corrono vicino a casa loro. Siamo stati a Villorba, in via Codette, con i residenti che appunto ci hanno denunciato la pericolosità di questo tratto. Auto e camion, dicono, sfrecciano a velocità troppo alta. Una macchina che veniva da giù doveva buttarsi dentro e gli ha sfasciato la macchina. Però se uno rallenta, non rallentano. Auto che sfrecciano, clacson che suonano per segnalare l'arrivo ai veicoli che circolano in senso opposto. Camionisti che chiedono ai residenti di aprire i cancelli delle abitazioni per riuscire a passare quando i due automezzi si incrociano. Situazione non più sostenibile per i residenti di via Codette, strada secondaria che dall'Ancenigo di Villorba porta verso Pezzan di Carbonera. Nonostante il limite dei 50 orari, se potete verificare, guardate, è una cosa enorme. Una strada pericolosa, stretta e piena di curve, ma che non scoraggia gli automobilisti a premere sull'acceleratore nonostante il limite di 50 all'ora. Una strada che vieta il transito agli automezzi, ma che durante i giorni feriali passano lo stesso. Segnalazioni che i residenti hanno già fatto al comune. Mi hanno detto che purtroppo anche i camion, i tir, preferiscono pagare la multa qualche volta ed evitare tutto il giro largo per andare in autostrada. Diversi anni fa ho fatto mettere dissuasore e c'è qualcuno che le ha fatto togliere, perché questa è una strada impraticabile. Nelle ore di punta dei giorni feriali, dalle 7 di mattina alle 9 e la sera dalle 16 alle 18, la strada si riempie di traffico, minando la sicurezza dei residenti che abitano nelle case che si affacciano su via Codette. L'altro giorno stavo qui tagliando la siepe, una macchina mi ha preso il sedere e c'era il segnale in fondo, il giallo, il triangolo. Un appello che i residenti lanciano attraverso i nostri microfoni nell'attesa che l'amministrazione si occupi di mettere in sicurezza la via. E mi dispiace, ma io vado avanti. Questo ci hanno detto, lo avete sentito, bisogna fare grande attenzione e soprattutto tenere gli occhi sulla strada, questo lo ripetiamo sempre. Andiamo alla cronaca di queste ultime ore, perché c'è stata purtroppo anche una morte in montagna con una 64enne che è precipitata per 50 metri durante un'escursione. Tragedia Cortina. L'allarme è scattato verso le 12:15 per un escursionista che ha perso la vita a seguito dei traumi riportati nella caduta avvenuta lungo il sentiero che porta alle cascate di Fanes. La vittima, una 64enne veneziana, stava camminando insieme a una comitiva quando all'altezza del serpentine ha messo male il piede, cadendo di lato e iniziando a ruzzolare per una 50 di metri tra le rocce fino al corso d'acqua sottostante. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata dall'eliambulanza fino a Fiames.
qualche istante. In regia ci sono Alessandro Granziera e Simone Merlo, che ringrazio. Torniamo tra poco con altre notizie e collegamenti. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, prima di andare dal nostro Lucio Zanato, che è in collegamento da Spresiano, vi presento l'ospite che mi ha raggiunto in studio. Lo saluto e lo ringrazio, visto che è anche domenica, il parlamentare della Lega e segretario provinciale del Carroccio, Dimitri Coin. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E allora insieme a Coin andiamo a vedere cosa sta facendo il nostro Lucio Zanato, che è tra volontari e rappresentanti delle Proloco, che sono un patrimonio del territorio. Vedo con lui il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo a Spresiano perché oggi praticamente vengono festeggiati i rappresentanti di 13 Proloco del consorzio Piave Montello. Sono 40 anni di lavoro, sono 40 anni di, come potremmo dire, di impegno, un impegno a costo zero, nel senso che sono tutti volontari e quindi sono tutte persone che danno il loro tempo per le comunità. Allora cominciamo con il presidente del consorzio del Proloco, Graziano Dall'Acqua, nonché diciamo volto noto della Proloco di Cimadolmo. Presidente, ma perché avete deciso di premiare tutte queste persone oggi? I motivi sono molto semplici. Innanzitutto perché queste sono l'anima del volontariato e l'anima del territorio. Senza di loro non faremo niente. E secondo perché questi sono tutti i consiglieri che in questi 40 anni hanno seguito e hanno portato avanti il nostro consorzio. Senta, ma le Proloco, io ho scoperto tante cose delle Proloco che non sapevo, ad esempio che Povegliano addirittura ha 3 Proloco, una per Colmello. La Proloco è diciamo, un momento di aggregazione o un momento di reazione, di definizione di una comunità? No, allora, Povegliano è uno dei pochi comuni che ha più di una Proloco. Comunque le Proloco sono la realtà del paese o del comune in base e sono comunque la realtà del volontariato. Non facciamo solo, come mi piace dire, brisio e patate fritte, ma facciamo tante altre iniziative che sono anche importanti per la comunità e per la società. Ecco, tanto vero che poi abbiamo Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, padrone di casa, nonché, siccome Spresiano è la sede del consorzio delle Proloco, di Piave Montello, ne parleremo dopo, però vi presento Adriana Riccio che è stata la madrina della giornata. Adriana, intanto tu sei da Mirano, vivi però a Roma, che sensazione hai avuto a presentare tutte queste persone che danno il loro tempo gratuitamente per le comunità? Allora, comunità è la parola chiave. Io penso che all'interno di una comunità ci sia proprio il senso di quello che ci deve essere in un paese, quindi l'aiuto, il sostegno, anche la felicità di stare insieme. Io rappresento un'associazione che si chiama Amiche per la Pelle. Adesso ci arriviamo, però prima volevo chiederti, tu vivi a Roma, queste comunità le trovi? Forse le trovi a Milano ma non a Roma? No, in quel territorio non si trovano, ma credo che possiamo essere un buon esempio da esportare eventualmente. Ecco, allora, proprio perché hai introdotto il tema, madrina della giornata, non a caso Graziano vi ha chiamato, vi ha conosciuto durante una serata. Che cosa sono, chi sono le Amiche per la Pelle e perché tu sei proprio anche la promoter di questa iniziativa? Allora, io sono ambasciatrice di questa associazione. Noi ci occupiamo di donne che stanno superando questo momento. Lavoriamo sia sulla prevenzione che su progetti. Parliamo di tumore della mammella. Parliamo di tumore della mammella, sì. Lo facciamo in modo leggero, siamo coinvolgenti, ci aiutiamo, ci diamo una mano e questo è il segreto anche della nostra crescita. Quindi oggi io sono qua per dire che se c'è qualche donna in questo momento in difficoltà, che ha bisogno di aiuto, che è in difficoltà, che ha bisogno di aiuto, che si sente un po' sola, che non sa qual è il prossimo passo da fare, noi abbiamo la sede a Piavondio d'Erzo, ma ci muoviamo anche su tutto il territorio. Venite da noi, contattateci e non ve ne pentirete. Ecco, quindi hai capito Lina, avete capito telespettatori, qui abbiamo volontariato, abbiamo volontà di fare comunità insieme. Adesso mi sposto perché vado dal sindaco, no, Graziano, di qua. Sindaco, lei durante la presentazione oggi ha detto una cosa importantissima guardando negli occhi tutte queste persone. Cosa ha detto a nome di tutti i sindaci? Ho detto che se non ci fossero le Proloco potremmo chiudere i municipi e credo che sia evidente come le Proloco facciano parte del municipio e
oggettivamente senza questi volontari che dedicano il proprio tempo e sacrificano molto spesso anche i propri affetti e i propri interessi, diciamo, più ludici e più divertenti per mettersi a lavorare, non che questo non lo sia, attenzione, perché Proloco significa anche divertirsi assieme e condividere tantissime cose, però ecco, se non dedicassero tutto questo tempo e tutti questi sacrifici avremo delle grosse difficoltà, anche perché la normativa sicuramente negli ultimi anni non ci aiuta e non aiuta nemmeno loro. Quindi abbiamo Dimitri Coin in studio, un appunto, visto che lui è parlamentare. No, vabbè, adesso non è che... ciao Dimitri, intanto. No, non vuole essere una richiesta, ecco, così diretta, però è vero anche che siamo molto più sicuri oggi, perché con le normative in essere non si rischia più come si rischiava magari un tempo, però magari ogni tanto allargare le maglie potrebbe anche servire a rendere meno difficoltosa, ecco, l'attività di queste persone qua, che siete meravigliose, fatele vedere. Beh, allargatevi un attimo. Ecco, allora facciamo così, tu vai a prendere perché abbiamo una sorpresa, Lina. Se poi hai domande me lo dici e io faccio da tramite, però prima della sorpresa prendo la prima signora che arriva, che viene avanti. Ecco, la portiamo qua davanti perché è giusto sentire anche la voce, il suo nome, il suo cognome. Allora mi chiamo Cenedese Cristina. Proloco di? Proloco di Breda, di Piave. Ma chi gliel'ha fatto fare? Allora, in quel momento che io ho iniziato era la volontà di cambiare qualcosa nel mio paese. Allora ero una mamma giovane, quindi una mamma che aveva bimbi all'asilo, e hai sempre queste idee, queste cose un po' innovative, e mi faceva piacere provare a dare il mio contributo a alla mia comunità, insomma al mio paese, e così è stato. Senta, oggi ha ricevuto questo premio per i 40 anni, che cosa significa per lei? Tantissimo, perché per me è stato un momento veramente che ricorderò per sempre, cioè ho vissuto veramente bene quei momenti in Proloco. Grazie, vediamo se abbiamo, ecco qua Lina, ti faccio vedere i due nuovi iscritti, giusto, della Proloco? Esatto, adesso questi sono i nuovi 2 iscritti della Proloco di Spresiano, Matteo e Azzurra. Di ciao Azzurra, ecco, fantastico. Mentre Anna Ginevra, che è la più grande, ha appena finito di dare una mano alla Sagra dei Calessani, quindi è già indirizzata, però adesso già che indirizziamo anche loro. Ecco, allora con queste immagini Lina ti restituisco la Lina, naturalmente se hai delle domande o se Dimitri ha delle domande siamo qui. No, abbiamo solo tanti complimenti, Dimitri. E un saluto sia al sindaco di Spresiano che all'amico Graziano Dall'Acqua e a tutti i presidenti delle Proloco e i volontari che lavorano e che sostituiscono molto spesso le amministrazioni pubbliche dove non riescono ad arrivare in tutte quelle attività nei nostri comuni, quindi un complimento e davvero grazie per quello che fate. Concordo con quanto ha detto il sindaco rispetto alla sicurezza che c'è di più ora, ma bisogna allargare un po' le maglie, bisogna fare in modo che possano lavorare in maniera più semplice, perché altrimenti si rischia di perdere questo patrimonio di volontari che in tutte le occasioni, in tutte le feste, in tutte le manifestazioni che facciamo nei nostri territori sono di vitale importanza. Perché sono stati bravi a reggere in questi anni, no? In cui tra Piazza San Carlo e poi la pandemia si sono strette davvero le maglie, sono stati molto bravi. E naturalmente splendidi i bambini, Lucio, riferisci, mi raccomando, veramente bellissimi. Va bene, allora se mi dai ancora un secondo facciamo un'ultima operazione. Allora, grazie per i due nuovi. Ho detto che domanda lunga, ho detto. No, ti ha solo ringraziato. Ha ringraziato e ha detto che ha preso anche atto, per cui magari qualcosa succede. Allora, Graziano, Adriana, se vi spostate, io adesso vi chiedo di mettere giù il vostro premio, tutti, giù, a terra il premio, e davanti alle telecamere di Antena 3 farvi un grande applauso. Via! A te la linea, Lina. Grazie a tutti voi, grazie Lucio, il nostro showman, come regge il palco Lucio Zanato, pochi devo dire. Allora, Dimitri Coin, buongiorno, ben arrivato. Grazie. A noi tocca, come al solito, passare dal leggero al pesantissimo, purtroppo, perché da parlamentare io le vorrei sottoporre l'ennesimo, purtroppo, incidente mortale che abbiamo avuto sulle nostre strade. Questa mattina all'alba, 2 ragazzi ventenni a Jesolo che hanno perso la vita in uno schianto frontale, dinamica da accertare, da ricostruire. Vero è che erano le 5:45, per cui tutto può essere accaduto, magari un colpo di sonno, eccola qua l'immagine, qualsiasi cosa, insomma, saranno i carabinieri a dire.
dirlo. Sappiamo che tra l'altro proprio il ministro Salvini sta lavorando a un nuovo codice della strada, no? La speranza naturalmente è che si possa mettere in atto qualcosa in più, ma sappiamo che tanto dipende purtroppo dagli automobilisti. Assolutamente, sono tragedie queste che davvero non ci possono lasciare indifferenti, anche perché entrambi da genitori futurizziamo queste cose, poi sono cose che davvero ti fanno male, perché tutti i giorni, tutti i fine settimana, quelle famiglie a casa che ricevono notizie drammatiche. La cosa peggiore che possa capitare per un genitore è quella di perdere un figlio 5 minuti prima, ma manco mi baravo, non voglio neanche, no, non ci vogliamo neanche pensare una cosa del genere. La politica può fare fino a un certo punto, perché per quanto vengano strette le maglie e vengano messe norme severe nella gestione appunto del traffico sulle strade attraverso modifiche del codice della strada, gli azzeramenti degli incidenti e delle mortalità sono praticamente impossibili. Però credo che bisogni iniziare o rafforzare quantomeno la sensibilizzazione per quanto riguarda questi ragazzi, gli automobilisti, ma i ragazzi in particolare che girano per le strade, l'uso del telefonino, 1000 cose che magari in questo incidente non c'entrano neanche nulla, perché probabilmente non c'entrano neanche nulla, ma che possono comunque davvero ridurre gli incidenti, ma soprattutto sensibilizzare i nostri ragazzi del rischio che corrono. Ricordo la campagna che aveva fatto la provincia di Treviso all'epoca in cui Luca Zai era presidente della provincia, con le macchine accartocciate fuori dal palazzo della provincia o in altre sedi, e quelle colpivano, perché parliamo di parecchi anni fa, anch'io quando le vedevo restavo impressionato di come potesse ridursi un mezzo dopo un incidente, e a pensare che dentro quelle macchine ci siano delle persone, francamente lasciava poco spazio all'immaginazione su quello che poteva succedere. Senta, tra l'altro questa è la settimana in cui si è verificata la strage davvero inconcepibile di Santo Stefano di Cadore. Che idea si è fatto lì di come è andata? Abbiamo visto che in queste ultime ore viene avanti, si fa strada anche l'ipotesi di un investimento volontario. Ma quello sarebbe follia pura, perché l'incidente è sempre mal tollerato comunque, perché il posto sbagliato al momento sbagliato, la distrazione, è frutto di una serie di casualità, ma in questo caso sia la velocità del centro abitato, anche se pare che non fosse stata così eccessiva come magari poteva sembrare dalle immagini, però se c'è anche lo spettro della volontarietà nell'investimento, allora davvero abbiamo problemi ancora più seri. Certamente. E qua la giustizia deve essere feroce in questo caso, perché se l'investimento è volontario, chi ha commesso una cosa del genere non deve più uscire dal carcere. Esatto, ma tra l'altro c'è questo tema, no? Domani c'è l'interrogatorio di garanzia con il rischio, se l'accusa non verrà aggravata, che questa persona possa essere rimessa in libertà, e trattandosi di una donna straniera. Esattamente, e qua abbiamo il problema che abbiamo visto ripetersi troppe volte sulle nostre strade. Quando ho sentito di questo incidente, che era coinvolto comunque un guidatore, una signora che guidava di nazionalità tedesca, mi è venuto in mente l'incidente nella quale ha perso la vita Davide Rebellin, dove poi alla fine andare a trovare e soprattutto a far rispondere davanti alla nostra giustizia autisti o conducenti di mezzi che risiedono in altri paesi è difficile, quindi il fatto che venga messa in libertà senza prima aver appurato che cosa sia realmente successo è un qualcosa che non dovrebbe avvenire. Senta, andiamo alla politica adesso, ok? Andiamo alla politica, alla Lega. Allora, segretario provinciale da quanti mesi ormai? Dal 12 di febbraio. Quindi 5 mesi? Sì, più o meno. Ecco, e come sono stati questi 5 mesi? Beh, intanto sono stati 5 mesi nei quali ho dovuto riprendere un po' per mano tutta la situazione come era stata lasciata, e non parlo di lavori fatti o malfatti da chi mi ha preceduto, assolutamente, perché chi mi ha preceduto ha fatto il massimo che ha potuto, però si arrivava da un commissariamento lungo 4 anni e mezzo.
E questo di fatto ha seminato un po' di anarchia internamente. Produce un po' di macerie. Sì, insomma. assolutamente, quindi è stato un po' difficile recuperare, però contiamo di farlo. Non sono stati mesi semplici, perché in questi mesi poi la tensione è stata tenuta comunque alta per i congressi superiori, tipo congresso regionale che è stato affrontato qualche settimana fa, e quindi di fatto con simpatie per un candidato piuttosto che per un altro, però la maturità politica di chi ha ruoli all'interno del partito deve essere tale per cui una volta fatti i congressi e quindi sviscerate quelle che sono le dinamiche e gli equilibri interni, si vada a mantenere altissima, come sappiamo fare, l'attenzione rispetto agli interessi dei cittadini che ci votano, perché noi, come tutti i partiti politici, l'obiettivo che abbiamo è quello di rappresentare i cittadini nelle istituzioni tramite il voto, per cui siamo la forma associativa più importante che ci sia e dobbiamo sempre mantenere ferma questa responsabilità che ci viene affidata. E questo è anche un po' quello che ha scritto il nuovo segretario nazionale Stefani, no? Ai militanti nella lettera che ha inviato in queste ore. Che impressione ha avuto di quella lettera? Ma no, ha fatto bene, è un modo comunque per interagire immediatamente con tutta la militanza, per far capire che i congressi sono stati fatti e che una volta che è stato deciso un segretario che vinca per tanto, che vinca per poco, quello è il segretario, la linea politica passa attraverso la segreteria, e quindi le discussioni e la dialettica che ha preceduto quella fase congressuale è finita, appunto. Allora, su Treviso c'è qualche nodo ancora da sciogliere, no? Castelfranco Veneto innanzitutto, dove il sindaco è tuttora teoricamente dimissionario, non ha ancora ritirato le dimissioni, però sembra che si vada verso quella strada. Ci dica che ha risolto il caso. No, il caso intanto a me non piace parlare al singolare, perché il caso non lo risolvo, ma tutte le questioni si risolvono assieme, come a volte anche i problemi si creano assieme e si risolvono e si devono risolvere assieme. Ci stiamo lavorando, sembra di andare nella direzione giusta. Il termine ultimo per ritirare le dimissioni è quello del 14 di questo mese, quindi di luglio, quindi venerdì, e quindi in settimana la questione dovrà andare per forza risolta. Dico per forza perché al netto magari di dinamiche anche personali interne che ai cittadini interessano francamente poco, bisogna pensare che Castelfranco è un comune che ha 30.000 abitanti, che Stefano Marcon è il presidente di una provincia che ha 880.000 abitanti, che è una persona, è un gran lavoratore, una persona seria, perché è una persona che fa il sindaco di un comune così importante, presidente di provincia, ha un'impresa come ce l'ha Stefano e tutti noi fortunatamente, chi ha la fortuna di averlo, abbiamo anche una famiglia, vuol dire che è una persona assolutamente seria e con una gran voglia di lavorare e di mettersi a disposizione. E quindi tutti noi stiamo lavorando per andare nella direzione di risolvere questa questione. Come dissi ancora un paio di settimane fa, appena in una trasmissione analoga, 2 settimane fa, venendo qui nei vostri studi, era una situazione complessa, perché era comunque una situazione che si trascinava dal mese di ottobre e quindi da ben prima che io arrivassi a fare il segretario, e che è stato tentato di gestirla nei mesi scorsi, però evidentemente poi qualche nodo è arrivato al pettine e in queste settimane si stanno risolvendo e quindi si va nella direzione. Io mi auguro insomma che a metà settimana si riesca a portare una notizia positiva. Io sono un ottimista di natura, l'altra volta dicevo che sono ottimista di natura, però ero seriamente preoccupato. Stavolta resto un ottimista di natura, però insomma qualche spiraglio insomma si vede per andare nella direzione giusta. Marcon può aver tentato di lanciare pure eclatante un messaggio con quel post, con le dimissioni, piuttosto che una reale intenzione, secondo lei? Ma poi alla fine i post a volte sono anche un momento di sfogo. Quando non c'erano i social ci sfogavamo così a voce guardandoci in faccia. Adesso si usano i social, io sono un anti-social, li uso pochissimo e quindi li guardo anche pochissimo. Però le persone che li vedono sono francamente tante, per cui magari anche uno sfogo, aver evidenziato comunque una posizione, una sofferenza o dei punti di vista o una dialettica interna anche al nostro perimetro politico può aver avuto un risalto magari superiore rispetto a quello che voleva avere.
Certo, però c'erano le dimissioni già firmate Ma quando le l'ha dimissioni, postato. sì. Senta, ma condivide tutto quello che ha scritto Marcon in quel post? No, io quello che condivido è che in ogni partito politico deve esserci una dialettica interna. O ci sono dei tavoli di confronto dove si parla, si sviscerano tutte quante le tematiche, o se no la linea politica non può essere dettata dal Dimitri Coin che va sul giornale e dice una cosa rispetto agli immigrati che magari non è la linea ufficiale, o da chiunque altro, insomma, faccia delle esternazioni simili. L'ho visto che era particolarmente attento sulle tematiche che riguardavano il tema generale dei diritti e su quel tema, essendo comunque un tema di natura etica, credo che valga ancora di più la necessità di tavoli di confronto per stabilire le linee politiche, e dopodiché sulle linee etiche, come ad esempio può essere anche il fine vita, credo che siano anche considerazioni che debbano anche essere lasciate al margine della sensibilità dei singoli componenti di un'organizzazione politica, perché ognuno ha la propria sensibilità. Su questo lei fa un po' di apertura? No, non faccio un'apertura, però penso magari a chi è all'interno di un partito che pensa che la regolamentazione del fine vita sia una cosa da portare avanti e lo dà per scontato. Può avere comunque all'interno del proprio partito delle sensibilità cristiano-cattoliche di qualcuno che vuole esercitare un'obiezione di coscienza, deve essere libero di farlo. Per esempio mi viene in mente Giancarlo Gentilini, su questo tema qua è sempre stato netto invece a favore, no, della libertà del singolo, per cui è vero che ci sono tante anime. Ci sono sensibilità che vanno oltre il perimetro politico. Senta, dopodiché però, se lo chiede a me, io ho un'idea molto, molto precisa, e quello che temo rispetto anche a una gestione del fine vita normato dalla legge è che questo sfugga poi alla sfera, nella gestione, alla sfera dell'interessato e alla sfera degli affetti delle persone che sono interessate attorno, e magari entri la magistratura. Se parliamo ad esempio di un figlio che può versare in una condizione particolare, è giusto che decida sul fine vita la moglie che magari ha contratto matrimonio appunto con questa persona, o è giusto che a questa decisione partecipino anche i genitori, che sono realmente la discendenza reale, il sangue del proprio sangue e proprio il patrimonio genetico che si trasmette? Questi sono temi che non vanno banalizzati. Certamente. Senta, ma nel famoso post di Marcon c'era un riferimento ai diritti a cui lei ha accennato adesso, che risultava una stoccatina a Mario Conte. In quelle ore lì il sindaco di Treviso aveva fatto delle aperture chiare su questo, anche sull'iscrizione delle coppie. Ma alla fine sono state diverse le persone che hanno fatto quel tipo di apertura, cioè, ripeto, sono sempre tematiche che vengono affrontate singolarmente, personalmente, da chi poi le dice. dice. Ma lei su queste aperture di Conte cosa ne pensa? Non è linea politica, che ci sono delle norme che regolano questa cosa, e dove non ci sono dobbiamo normarle, e per arrivare a normarle dobbiamo farlo seriamente con dei tavoli davvero di confronto. Ma lei cosa ne pensa personalmente? Io non sono propriamente in quella linea. Ecco, ok, questo volevo sentire. Pur rispettando e con la convinzione comunque che bisogna davvero sedersi e sviscerare tutto, perché come dicevo prima, il fine vita chi lo decide? Lo decide la moglie o lo decidono i genitori, i fratelli, chi realmente ha la famiglia di sangue? Cioè abbiamo anche dei rapporti davvero particolari da andare a gestire. Come dicevo prima, noi che siamo genitori dovessimo trovarci in una situazione simile, dove magari il coniuge di un nostro figlio decide per lui, quando noi saremo ben lieti sicuramente di andare ad assistere il nostro figlio, lasciando libero il coniuge di fare la propria vita, perché si capisce che sono situazioni particolari, irreversibili. Sono cose delicate. Altra questione è se il singolo ha Certo. in precedenza la possibilità di dare. Però abbiamo visto in molti paesi che alla fine interviene la magistratura, interviene lo Stato. Beh, immaginiamo che tutto possa essere. E quindi queste sono evoluzioni che poi alla fine non vengono più gestite dall'ambito familiare. Non è semplice sicuramente. E andiamo a sentire invece adesso, grazie alla regia, quello che ci ha detto ieri Roberto Marcato, che abbiamo intercettato a Zero Branco, sia sul suo futuro in Lega che proprio su, tornando a bomba, Stefano Marcon. Ha preso una decisione? No, assolutamente no. Io
e sono in una fase di riflessione profonda. Per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni, questa pausa riflessiva continua. Mentre il neoeletto segretario veneto della Lega, Alberto Stefani, invia ai militanti una lettera in cui invita tutti, qualunque ruolo rivestano, a lavorare per raggiungere gli obiettivi che il Carroccio si prefigge nel territorio, mettendo da parte le beghe interne al partito, Roberto Marcato ritorna a parlare del suo futuro politico nella prima uscita pubblica dopo la sofferta conferenza stampa in cui aveva annunciato 2 settimane fa il ritiro dalla sfida congressuale. Fino a settembre, ci dice, non parlo, prendendosi così l'estate per lasciar decantare le tensioni degli ultimi mesi e decidere se rimanere o meno all'interno di un partito con il quale fatica ormai a riconoscersi. Fin qui quello che riguarda lui direttamente, ma da leghista di prima linea esprime il suo sostegno al sindaco dimissionario di Castelfranco Stefano Marcon, dandogli di fatto ragione, e questo finora non lo aveva apertamente fatto ancora nessuno. Marcon ha scritto tutto quello che doveva scrivere, ha detto tutto quello che doveva dire in quel post famoso attraverso il quale lui ha annunciato le dimissioni. Credo che non ci sia né da interpretare né da aggiungere nulla, è stato chiarissimo, perentorio, come poi nel suo stile. È un uomo pratico, è un amico, una persona per bene, credo non sia da aggiungere nulla, tutto quello che doveva dire l'ha detto in maniera chiara. E lei lo sottoscrive? Io ho troppo rispetto per Marcon, per i cittadini di Castelfranco, io lo rispetto e non aggiungo nulla. Un commento, Queen, a queste parole di Marcato? Beh, ma ha detto tante cose, ha parlato di se stesso, ha parlato di Marcon, ha parlato di Castelfranco, ha parlato di linea politica rispetto al post. Io penso che quello che ha detto Stefano su quel post erano comunque delle riflessioni politiche all'interno del perimetro Lega. Quello che poi ha fatto con le dimissioni e che ritengo sia totalmente scollegato rispetto a quello che ha scritto erano dinamiche amministrative interne e quindi non c'entrano francamente nulla. Cioè non è che si è dimesso da fare il sindaco perché non era d'accordo con la linea Lega, eventualmente esci dalla Lega e continui a fare il sindaco. Ha preso quell'occasione, abbiamo evidentemente visto che Bortolato a Mogliano, tutto sommato ha fatto così. Esattamente, evidentemente l'ha preso l'occasione anche per uno sfogo in un momento in cui sicuramente era sotto pressione, però sono due cose che assolutamente non c'entrano nulla. Per quanto riguarda l'amico Marcato, io non vedo altro futuro di Roberto Marcato rispetto all'interno della Lega, perché alla fine è nato qua e come tanti di noi e resteremo qua, e eventualmente quel giorno in cui molleremo finiremo, non è che ci sposteremo da altre parti. Senta, un'ultima cosa, si apre una settimana impegnativa perché al di là di questa scadenza per Marcon venerdì prossimo c'è tutto il nodo Asco che si svolgerà mi pare domani e martedì. Cosa deve succedere, quali sono i passaggi, e poi anche lì c'è un po' di divisione all'interno della Lega sul futuro della dirigenza, no, di Ascopiave. Allora, intanto sono convinto che pochi cittadini conoscono esattamente quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando del rinnovo del Consiglio di amministrazione di Asco Holding. Che non è Asco Holding è la società che è quasi completamente pubblica, ma non completamente pubblica, e quindi dei comuni, e attenzione, non dei sindaci, dei cittadini. I sindaci rappresentano i cittadini, perché i sindaci gestiscono le quote che in realtà sono di proprietà dei cittadini, perché quando cambia il sindaco le quote restano dei cittadini. Io a Morgano, il mio sindaco allo 0,137%, diviso 4.400 abitanti, io ho 30 quote. Quindi quelle sono così come le ha il mio sindaco, così come le ha ogni singolo cittadino. Il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Asco Holding si ripercuote su tutto quanto il gruppo, perché di fatto l'Asco Holding controlla oltre il 52% delle azioni di Ascopiave, che è una società quotata in borsa e che è di fatto la cassaforte della provincia di Treviso. Cioè il 52% dei dividendi che vengono prodotti da Ascopiave, che è una società quotata e che si occupa della distribuzione del gas, vanno a Asco Holding, che poi li divide ai singoli comuni. Il rinnovo di questi consigli di amministrazione viene comunque
gestito dai sindaci e coordinato per appartenenza politica, perché comunque i cittadini eleggono un sindaco che ha comunque un'appartenenza politica e questo sindaco poi gestisce anche tutte le sovrastrutture partecipate, da Contarina a Savano agli acquedotti e tra cui anche a Scopiave. È un passaggio particolare perché questa società ha comunque delle cause in corso che risalgono ancora alla gestione del decreto Madia, della legge Madia all'epoca, sulla possibilità dei sindaci di detenere quote di determinate società, e la prudenza nei rinnovi di queste società deve essere totale, perché non stiamo parlando se mio amico deve andare a fare il presidente del consiglio di amministrazione o il consigliere di amministrazione. Qua stiamo parlando di un patrimonio enorme di ogni singolo cittadino. Se abbiamo questa responsabilità lo gestiamo nel modo più attento e anche prudenziale a volte, perché il rischio possiamo assumercelo nel momento in cui le cose sono nostre, ma quando sono dei cittadini dobbiamo usare la massima prudenza e non dobbiamo pensare agli amici degli amici, perché se no rischiamo di andare nella direzione sbagliata. Servono persone capaci, persone competenti che possano dedicare il tempo. Non è necessario che siano politici, perché se hai chi ha le competenze bene, se no ben vengano i tecnici. Perché servono, in quelle società, dal mio punto di vista, servono manager, servono persone che sappiano fare, perché gestiscono un patrimonio pubblico enorme. Ma rispetto alla presa di posizione di alcuni sindaci che hanno di fatto fatto un nome differente da quello su cui sarebbe orientato per esempio lei, sindaci della Lega, dico, lì c'è una spaccatura, e questo riferimento che fa lei degli amici è questo? No, io faccio riferimento sui metodi. Ritorniamo al ragionamento di prima, no? Ci si siede, si vede cosa c'è da fare e quando si è visto cosa c'è da fare si decide. Perché se si capisce che comunque è una società che ha una parte in bilancio, ha una parte anche di debiti, è una società che ha venduto un ramo della propria azienda e si deve decidere quanto di questo ramo di azienda, degli utili, vengono distribuiti ai sindaci. È una società che ha ancora delle cause in corso rispetto ai contenziosi di cui parlavamo prima e che probabilmente finiranno per fine anno. La questione è: ha senso cambiare i vertici o ha senso che questi vertici accompagnino alla fine tutto un percorso che di fatto hanno già gestito in questi anni? È come cambiare l'avvocato in una causa in corso a pochi mesi dalla sentenza, quando magari hai l'udienza finale. È deleterio secondo lei? È un rischio che bisogna valutare se ci si vuole assumere, ma se è tua te lo puoi fare un ragionamento come vuoi, ma se è di proprietà dei cittadini il ragionamento deve essere, secondo me, votato alla prudenza assoluta. Grazie, allora vedremo come andrà. Vedremo. Martedì c'è l'assemblea e verranno prese le decisioni. Mi auguro che prevalga il buon senso e si punti alla tutela massima rispetto a questo patrimonio enorme che abbiamo qui da noi. Lavorano 500 persone all'interno del gruppo, 500 famiglie. In stravelocità, una curiosità, rispetto a quando faceva il segretario 5 anni fa, adesso è più difficile, nel senso, ha trovato una Lega più slegata, più correnti, oppure è come prima? Non è che sia più difficile, è completamente diverso, perché questi 5 anni di commissariamento hanno di fatto, noi eravamo un partito che aveva una dirigenza assolutamente verticistica. Ora, in questi 5 anni di commissariamenti così lunghi, hanno portato anche a una certa anarchia. Dove il partito diventa debole, automaticamente gli amministratori occupano quello spazio di gestione anche politica. Ecco che sono mancati tutti quei tipi di ragionamenti che dicevo prima, i tavoli di discussione per creare una linea comune. Se si ricorda all'epoca del problema dell'immigrazione, quando è arrivata il prefetto Laura Lega e prima c'era Marrosu, se non sbaglio, sì. Ok. Con i fatti di Quinto, esatto, là c'è stato un coordinamento tra la Lega, il partito e i sindaci nella gestione e nell'affrontare questa tematica che condiviso o non condiviso dai cittadini era comunque una linea politica che veniva data e che veniva poi
condivisa con i sindaci che di fatto hanno tenuto quella linea precisa. Oggi siamo in una fase dove bisogna ritornare a un po' di organizzazione, perché altrimenti vuol dire che è finito tutto. Troppe fughe in avanti, insomma. Qualcuna di troppo, abbiamo capito. Grazie a Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega, parlamentare. Ce ne sarebbero di temi con lei, ma la invitiamo un'altra volta. Volentieri, per parlare con grande piacere. Di quello che è invece il suo ruolo in Commissione Esteri alla Camera, che è molto, molto interessante. E attuale. E attualissimo, attualissimo, a dir poco. Noi andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3, ben ritrovati, domenica 9 luglio e come avevamo promesso quando ci eravamo salutati l'ultima volta col mio ospite qui in studio, Fabio D'Artora, tecnico faunistico, siamo a parlare dell'ultima spedizione, vero Fabio? Nel senso che occupandosi di rilevamenti di presenza di animali, installazione di fototrappole, eccetera, eccetera, questa volta questo lavoro ti ha portato particolarmente lontano, esatto, perché ci avevi un pochino anticipato questa spedizione addirittura in Mongolia, quindi da Pederobba, tuo comune di residenza, fino in Mongolia per fare cosa? Stiamo portando avanti una ricerca su specie in declino un po' in tutto il mondo. Questa volta appunto eravamo in Mongolia, nel deserto del Gobi, quindi scenario meraviglioso, credo. Esatto. Estremo, estremissimo, esatto, ai confini del mondo, per una ricerca su due specie particolarmente importanti, il leopardo delle nevi e l'orso del Gobi. Che stanno riducendosi come numero? Sì, c'è tutta una questione appunto di declino di specie all'apice, diciamo, della catena alimentare, tra cui appunto queste specie, e stiamo studiando le dinamiche per capire le strategie di conservazione. Ecco, allora andiamo a vedere perché avete raggiunto l'obiettivo, avete trovato, avete mappato questi animali, come avete proceduto? Innanzitutto siamo la Wildlife Initiative, io sono il presidente della sezione italiana e poi abbiamo la sede principale appunto in Mongolia, una sede nella Repubblica Democratica del Congo, una in Namibia e operiamo però anche in Guatemala. Qui appunto abbiamo fatto un disegno di campionamento di un'area di 500 km², dove abbiamo installato 50 fototrappole con una griglia posizionate in modo sistematico, e nel lungo periodo vedremo poi quali sono le dinamiche di vita di questi animali, quindi la presenza, la densità, i ritmi di attività, l'uso del territorio e la sovrapposizione con altre specie. Avete trovato delle problematiche particolari nel fare questo? A parte l'ambiente. L'ambiente stesso è estremo, quindi dopo 2 voli per arrivare a Ulaanbaatar, che è la capitale, abbiamo tutto un giorno di macchina su asfalto per arrivare appunto in un paesino, e dopo di là un'altra giornata intera di sterrato, come vedete poi sui filmati, per arrivare nell'area di studio, quindi molto complicato anche a livello logistico, semplicemente il cibo, il carburante, la logistica, insomma. Ecco, in quanti siete partiti? Come vi siete organizzati? Siamo partiti in 6 questa volta e ci siamo organizzati poi a squadre e abbiamo raggiunto appunto i siti dove avevamo già piazzato le fototrappole per andare a raccogliere i dati, e da queste fototrappole poi sono emerse le foto che potete vedere, insomma, quindi la presenza di questi animali rarissimi e davvero difficili da scovare, insomma. Appunto, nel senso, allora intanto difficili da scovare, quindi vi sarete inoltrati, immagino, in territori isolati. Isolatissimi, che già sì. Sembra tutto molto isolato, Esatto. però isolati. E poi facendo anche attenzione a non essere aggrediti da questi animali, come funziona? Beh, con gli animali selvatici bisogna sempre fare molta attenzione, perché in quanto selvatici, insomma, non è che si può prendere alla leggera. Quindi sì, si fa attenzione con il giusto approccio, ma noi siamo abituati a muoverci su ambienti appunto con questi tipo di mammiferi carnivori, no? Quindi insomma teniamo dei dettagli, insomma, da stare un po' attenti, insomma, però non sono pericolosi
Ecco, così insomma come sembra. come sembra, insomma, Cercano di evitare l'uomo, se non altro. Vediamo dal PC un altro video, se la regia mi segue, eccolo qua, proprio di quello che avete effettuato lì sul posto. Cosa vediamo? Sì, qui vediamo il posizionamento di una fototrappola. A quel punto sto posizionando un cartello per fare la prima foto dove ci sono indicate appunto la data e l'ora, in modo da avere i dati precisi di ogni singola fototrappola e poi poter studiare i ritmi di attività degli animali che passano. Lì eravamo in prossimità di un sito di marcatura di leopardo delle nevi. Ma come funziona? Vi accampate in queste zone? Sì, non si dorme mai sullo stesso posto, ci si accampa con delle tende e si gira l'area di studio. Ecco, questa è un po' la mappa. Esatto, no? Questa è la mappa, il disegno di campionamento, quindi a settori ci spostiamo con le tende ogni giorno e la mattina successiva poi andiamo a controllare queste fototrappole, cambiare schede, pile, controllare che vada tutto bene, insomma. È un territorio quello comunque tranquillo sotto il punto di vista geopolitico? Sì, Avete sì, corso qualche rischio? No. A livello geopolitico non ci sono problemi in Mongolia, è un posto tranquillissimo. Rispetto a un'altra spedizione che abbiamo invece sullo studio del gatto di Pallas, nella steppa, qui siamo nel deserto del Gobi, quindi un'area veramente molto isolata e molto difficile da raggiungere. Basta vedere anche da questa immagine PC appunto di cosa stiamo parlando, non semplice. Sì, non è affatto semplice, è comunque anche un certo costo, perché appunto siamo supportati di sponsor, tra cui appunto la Parajumper, che ci aiuta ad arrivare fino a continuare questi studi nel lungo termine, perché il problema delle ricerche scientifiche è sempre quello di avere una lungimiranza, non si può fermarci a una stagione di monitoraggio, ma andare avanti negli anni per poter vedere quali sono le dinamiche reali. Certamente. E quindi cosa serve qui? Finanziamenti naturalmente che continuino. Sì. Esatto. Ecco, sì. Perché appunto lei diceva, insomma, sono i predatori a rischio, no? Sì, diciamo sono un po' l'apice della catena alimentare, un po' specie ombrello. Quando arriviamo ad avere la conservazione di quelle specie, tutta la piramide sotto se la cava bene, nel senso che sono delle specie appunto che ci danno un po' il termometro della situazione. Quindi. E in questi paesi in cui voi agite, sentivamo l'associazione con sedi in paesi che hanno a livello naturalistico dei patrimoni immensi, c'è la collaborazione dei governi del posto, delle realtà del posto? Sì, c'è una collaborazione, come in questo caso l'Università della Mongolia, oppure in Guatemala le istituzioni. Anche in Congo. Quello che manca sono sempre i fondi, no, per arrivare a questo, perché alla fine non sono facili da trovare rispetto anche ad altre problematiche. Certo, bisogna pensare che se si vuole vivere bene bisogna avere anche un pianeta che stia bene, che ci ospiti, no? Quindi certamente. Ecco, e allora di fatto cosa avete trovato? Che situazione avete trovato dai vostri rilevamenti? Adesso siamo ancora all'inizio e quindi è presto per trarre conclusioni. Comunque l'area di studio è molto interessante, le specie che cercavamo ci sono e quindi sì, siamo per il momento molto contenti dei risultati che sembrano essere abbondanti. Beh, meraviglioso. Vediamo lo se scenario. Col tempo appunto riusciamo a dar continuità a questi progetti, insomma, per arrivare a delle pubblicazioni scientifiche che portino poi alla conservazione vera e propria con delle strategie. Esatto, perché una volta immagino mappato quale sia il numero, quali possono essere le difficoltà di questi animali, intraprendere iniziative di conseguenza, giusto? Esatto. Sarebbe auspicabile un po' dappertutto, no? Sì, esatto, sì, decisamente. Ecco, ma questo è il suo girovagare per il mondo. Che idea si fa sulla conservazione di questo pianeta di cui tanto si parla? È un po' complessa, perché appunto noi qui stiamo molto bene in Italia, no? Quindi sì, è un po' più, magari cose che noi abbiamo superato anni fa, lì sono ancora sconosciute e quindi ad esempio vediamo che il Guatemala ha dei grandi problemi di inquinamento.
anche delle foreste, tagli illegali, proprio lì dove c'è l'hotspot di biodiversità, lì dove dovrebbe essere davvero prioritario a livello globale, no? come conservazione. E quindi alcune difficoltà anche che vediamo qui da noi, penso ai lupi o agli orsi, che sono attualissimi come temi, no? Ultimamente, poi giri il mondo e ti accorgi che in Namibia il leone mangia persone e è comunque specie protetta, no? E quindi andiamo anche a gestire quelli che sono i conflitti, no? Fra le attività umane e la fauna selvatica, quindi, che è un tema di cui mi occupo anche qui in Veneto, quindi la gestione dei conflitti e i miglioramenti ambientali. Quanti chilometri avete fatto? Una montagna, veramente tanti, non saprei, più di 600 sicuro, poi ho perso i conti, là i paesaggi sono davvero sì, sconfinati proprio. Allora, vediamo ancora delle immagini, devo dire che sono molto, molto belle. Come le avete ricavate? Con un drone? Sì, queste dal drone, sì. E poi quelle degli animali da fototrappola, perché noi non cerchiamo fisicamente l'animale ma lo studiamo con le fototrappole, per avere appunto dei dati che ci servano poi a fini di ricerca e non... Certamente, certamente, e devo dire appunto che da quel che abbiamo visto, li abbiamo visti poco fa, insomma questi animali hanno dato... eccola qua per esempio una foto delle installazioni, no? delle fototrappole. Questi animali dalle foto che abbiamo visto sono fatti vedere, insomma, si sono mostrati. Sì, sono fatti vedere. Sì, qual è quello che l'ha impressionata di più? Beh, sicuramente il leopardo delle nevi e appunto l'orso del Gobi, che è davvero molto raro, insomma. Sono magnifici, devo dire. Senta, ma che idea si è fatto della vicenda dell'orsa invece che c'è in Trentino? Quello è un po' complicato, non lo sto seguendo io di persona, quindi non vorrei entrare in un cespuglio di rovi. Esatto, comunque sì, c'è un protocollo per ogni progetto di reintroduzione di specie, esiste un protocollo che viene firmato da tutte le regioni, da tutte le parti, molto prima che vengano rilasciati gli animali e quindi basterebbe seguire quei protocolli che sono già stati concordati, insomma non c'è da farsi tante domande. Molto bene, sì, beh, mi sembra una posizione ben chiara, voglio dire, della serie nessuno casca dal pero, ecco, la metto così. È tutto già scritto. Ecco, senta, invece questo che vediamo se la regia ce lo ripropone, questo cavallino. Questo è un asino selvatico, ecco. È una delle specie che vivono appunto nel deserto del Gobi, in Mongolia. È una specie molto rara, non ci focalizziamo molto sugli erbivori noi perché appunto, come abbiamo detto, ci stiamo tarando appunto sull'apice della catena alimentare. Lui al massimo diventa una preda. Esatto, ecco. Però è molto importante la sua presenza e quindi teniamo conto di tutti i dati raccolti. E il lupo in questo contesto allora? Anche il lupo vive lì tranquillamente, si nutre appunto degli erbivori. Lì vivono non solo gli asini selvatici ma anche lo stambecco siberiano, l'argali, che è una specie di muflone però molto più grande, e poi ci sono lepri come la lepre di Tolai, insomma c'è una vasta comunità di prede, insomma, sì. Sì, per cui si autosostenta, insomma, questa comunità. Il lupo fa da regolatore, no? Cioè, regola le popolazioni predando la specie più accessibile, che quasi sempre è la più abbondante, e mantenendo l'equilibrio negli ecosistemi che lì sono sempre molto fragili, insomma. Senta, mi dica un attimo, perché, anzi dimmi, ti stavo dando del tu, ogni volta che vieni qua ci racconti di qualche nuova avventura, devo dire, a noi piace un sacco a livello così, ambientale, vedere scenari, vedere animali, eccetera. Cosa hai fatto in questi ultimi mesi? Perché l'ultima volta abbiamo parlato della lontra nel Piave, no? Lontra, sì. E poi da quello a questa avventura in Mongolia c'è stato qualcos'altro? Beh, continuo sempre col monitoraggio della lontra, che ha bisogno anche lì di molto tempo. Ha piovuto un pochino, Ha piovuto un pochino, infatti i fiumi si stanno respirando finalmente. E, sempre il monitoraggio anche del lupo in tutta la fascia bellunese del Veneto. Poi mi sto concentrando su mesocarnivori come la martora, Dove? Nel Comelico superiore.
Che è un animale abbastanza grandino, no? Beh, come una faina, non so se avete, presente, un mezzo carnivoro, quindi insomma non è grande come un lupo, però. E quanto a stambecchi? Mi avevi accennato qualcosa? No, camosci forse. Camosci, ecco, bravo. Ma con i camosci non me ne sto occupando di persona, so che c'è appunto ci sono attività in corso anche su questo? Sì, sullo studio del cambiamento climatico con radiocollare, quindi ci sono degli studi che sono partiti proprio da pochissimo, dove si sta radiocollarando i camosci per vedere appunto come utilizzano le altitudini in base alla temperatura. Quindi ecco, perché anche loro sono a rischio in questo senso. Sì, il camoscio è uno di quegli animali strettamente alpini, quindi deve regolare la temperatura in base all'altitudine e quindi finita la montagna più su di là non può andare, insomma, quindi certamente. Grazie Fabio, grazie. Naturalmente tienici da conto per le prossime spedizioni, perché a noi piace moltissimo raccontare degli animali e anche dei nostri trevigiani che insomma fanno queste esperienze veramente impressionanti, queste immagini dal deserto del Gobi, e complimenti anche insomma per l'impegno di portare avanti questo genere di attività che non è da poco. Siamo molto determinati come associazione. Adesso la prossima spedizione sarà in Guatemala a fine novembre, quindi molto bene, tornerò quindi ci ridiamo appuntamento, bravissimo, assolutamente, deve essere lì uno scenario di tutt'altro genere, ma meraviglioso anche quello. Esatto, sì. E allora grazie noi, allora io chiederei alla regia invece di farci vedere un altro scenario, quello delle nostre colline del Prosecco, perché c'è stata l'inaugurazione ufficiale del cammino delle colline del Prosecco, 51 km dal Piave al Cansiglio, territorio questo che al di là del tema ambientale sta naturalmente attirando davvero migliaia di turisti ormai. 3, 2, 1, via! Farfalle al posto del classico taglio del nastro per l'inaugurazione del cammino delle colline del Prosecco. 4 tappe per un totale di 51 km che partono da Vidor per raggiungere Vittorio Veneto percorrendo tutta l'alta Marca Trevigiana. E chi pensa ad una passeggiata è già fuori sentiero. 4 tappe, 4 giornate da 12 km ciascuna. Verrebbe da dire pochi chilometri, perché chi fa i grandi cammini ne fa anche 30 al giorno. C'è una piccola differenza, 2265 metri è un dislivello che è più da ultra trail, più da cammino dolomitico che da cammino di collina. Quindi diciamo che l'invito è quello di attrezzarsi, non andare in ciabattine. Assolutamente, passo sicuro, preparazione atletica e scarponi. Niente bicicletta o altro mezzo che non siano le proprie gambe, che porteranno cittadini e turisti in luoghi unici come il panorama dalla cima del Monte Baldo, oggi fatta vedere nei collegamenti Instagram degli influencer capitanati da Canal Il Canal nel corso della presentazione del percorso sulla collina del santuario di Vidor. E raccontateci un po' qualcosa di questo luogo. 3 anni per completare il percorso con tabelle, cartelle, timbri, ma anche responsabili logistici delle diverse tratte e tutto il supporto internet per far diventare il percorso delle colline del Prosecco un cammino turisticamente attrattivo come lo Spagnolo di Santiago di Compostela. E non a caso il prossimo obiettivo è strutturare tutta la zona per l'accoglienza diffusa. Abbiamo iniziato 2 anni fa la mappatura di tutti gli edifici rurali che sono presenti sul territorio nei vari comuni, proprio con l'obiettivo di pensare a riqualificarli, magari anche con poi una destinazione di accoglienza che sarebbe il perfetto connubio tra quella che è l'attività vitivinicola, quindi degli agricoltori, dei ristoratori, degli agrituristi, con quella che invece è l'accoglienza che è tipica del Veneto. Ci sono opportunità economiche per chi vorrebbe ristrutturare? Sì, ci sono tante opportunità, soprattutto oggi con l'avvento del PNRR. Ricordo l'anno scorso l'apertura del bando proprio sugli edifici rurali. Io credo che la Regione debba veramente investire ancora su quel bando, perché c'è stato tantissimo interesse e può consentire proprio a una zona di valore come questa di investire sulle ristrutturazioni. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, ringrazio come sempre Alessandro Granziere e Simone Merlo che sono in regia. Adesso le previsioni del tempo e naturalmente poi l'appuntamento ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Rimonta piuttosto energica dell'anticiclone africano, bel tempo e caldo.
Il dettaglio di domenica 9 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, tempo asciutto e stabile con cielo sereno e sgombro da nubi. Isolati temporali saranno possibili sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno su pianura e costa, qualche velatura in montagna. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con annuvolamenti e possibili locali rovesci o temporali, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.